Occhi puntati su Roma perché la giornata di oggi potrebbe segnare una svolta nel cammino per la scelta della candidata italiana per le Olimpiadi invernali del 2026. Cortina, Milano e Torino si giocano il tutto per tutto, ma probabilmente per arrivare ad un responso bisognerà attendere ancora qualche settimana, se non addirittura un mese. Ieri infatti il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha annunciato che si va verso la direzione di individuare una commissione per valutare al meglio le tre candidature, partendo dal presupposto che anche a noi, dice Malagò, sono arrivate un giorno prima di trasmetterle ai presidenti federali, quindi è giusto un passo di riflessione. Il CIO è anche informato per essere in grado di fare una valutazione, non dico unanime, ma il più possibile ampia. Dunque tempi che potrebbero allungarsi prima di individuare una città da presentare al governo e quindi dopo l'ok dell'esecutivo al CIO. A tal proposito Malagò dice tra fine luglio e primi di settembre perché vogliamo fare una valutazione di carattere oggettivo. Intanto il presidente del CONI ha ipotizzato un intervento in consiglio dei sindaci delle tre città candidate. Questo slittamento potrebbe giocare a favore proprio di Cortina, la cui candidatura ha cambiato le carte in tavola, e il governatore del Veneto Zaia punta sull'identità e la vocazione della perla delle Dolomiti. Cortina è l'outsider, ormai lo riconoscono tutti. Cortina è riuscita a porre una questione che è la questione di merito. O candidi una realtà come Cortina, che è il complesso degli sport invernali più grande d'Europa, dove le 15 discipline olimpiche si svolgono tutte in montagna, oppure candidi in una città metropolitana con i vantaggi e gli svantaggi di una città metropolitana. Uno per tutti, faccio l'esempio di Milano. Milano delle 15 discipline olimpiche, 5 le farà in città, e di neve lì non ce n'è tanta, è ghiaccio, 5 le farà nella montagna lombarda e 5, anche se non si dice mai, lo dico io, le farà in Svizzera, a St. Moritz. Che senso ha pensare di portare avanti una promozione di sport invernali olimpici valorizzando comunità che non sono italiane?